la variante al piano degli interventi che stiamo predisponendo adesso. La variante del piano interventi è collegata ad una normativa regionale, ma è collegata anche alla volontà amministrativa di togliere alcuni lacciuoli, soprattutto per quanto attiene la rivalutazione degli edifici rurali. Col precedente piano interventi di Portogruaro, spiega il sindaco Maria Teresa Senatore, era praticamente impossibile effettuare interventi agli edifici rurali presenti in città, una regola riscritta dal nuovo piano che fa parte di una politica di rilancio di questi edifici. Ogni regolamento comunale ha il proprio tempo di redazione. In quel momento sembrava indispensabile vincolare, per esempio, tutti gli edifici rurali che rappresentavano un significato, un ricordo storico, correttissimo questo, però quando tu vai a bloccare tutti gli edifici rurali in tutta Portogruaro, ce ne sono circa, mi sembra, 150, 180, in pratica impedisci alle giovani coppie, come adesso sembra sia una tendenza importante, impedisci alle giovani coppie di insediarsi in aree anche rurali. Unità abitative, ma non solo. Le case rurali di Portogruaro possono essere riqualificate in tanti modi, come sedi di piccole aziende agricole o come attività ricettive. L'idea sarebbe quella, quindi perché no anche agriturismo, perché no anche co-housing, altra cosa verso la quale stiamo guardando. Perché no, guardare verso le grandi possibilità che ha il territorio.